Autonomia del Veneto, ogni occasione è buona per fare pressione sul governo e in particolare sul ministro competente che domani sarà a Belluno e ci sarà anche il presidente regionale ANCI, Mario Conte. Io porterò sul tavolo di discussione anche questo aspetto. Domani si parlerà di progettazione e sviluppo turistico delle città montane, però insomma lo faremo con al centro anche la voglia di assumerci maggiori responsabilità da un punto di vista finanziario. Autonomia però come l'ha prospettata il presidente Zaia e non come ipotizza una parte della politica italiana, Partito Democratico in testa. C'è chi dice meglio un uovo oggi che una gallina domani. Ma ognuno è libero di pensarla come vuole. Noi abbiamo cominciato questo percorso coinvolgendo i cittadini con delle regole ben precise che prevedeva un certo tipo di autonomia. Poi in corsa a cambiare i progetti non è sempre corretto e credo che in questo caso le richieste che il presidente Zaia fa sono assolutamente legittime. Autonomia è uno dei fronti della Lega in Veneto che ora chiede un confronto con il segretario Salvini. Se non ti votano evidentemente un problema c'è, va analizzato questo secondo me senza processi alle persone ma ricompattandosi, riscrivendo un'agenda politica che possa incarnare davvero quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini. Ma più che un confronto con i militanti, Conte propone un incontro aperto a tutti i sindaci leghisti del Veneto, guardando più al popolo e meno al palazzo. Oggi noi rappresentiamo delle comunità che sono stremate, preoccupate e sono reduci da 2 anni pandemici e ci dicono concretamente quelle che sono le loro esigenze e i loro problemi. Ecco, se noi come partito riusciamo a costruire un programma elettorale sulla base di quelle criticità, cioè quindi quelle istanze che arrivano dal popolo, potremmo tornare a dire la nostra. Diversamente, se continuiamo a seguire logiche magari molto più governative, però distanti da quelle che sono le esigenze dei cittadini, rischiamo di continuare a perdere appeal nei confronti del nostro elettorato.